Finalmente siamo arrivati alla fine di questo processo. È durato la bellezza di 5 anni, dove, come giustamente aveva riferito nella requisitoria il pubblico ministero, abbiamo avuto modo di scoprire più cose durante l'istruttoria dibattimentale che non durante le indagini preliminari. Volevo iniziare proprio individuando il soggetto del reato. Agli atti c'è un atto che è stato prodotto da questa difesa, dove il tenente colonnello Ballarà, in seguito a una richiesta che gli aveva fatto il dottor Fiordalisi, dice chiaramente che il comandante è il datore di lavoro, in base a questa normativa che lui allega, ed esattamente all'articolo 246 del DPR 15 marzo del 2010, il numero 90, testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, articolo 246, individuazione del datore di lavoro. Nell'ambito dell'amministrazione della difesa, le funzioni di datore di lavoro, salvo quanto previsto ai commi 2 e 7, fanno capo ai titolari di enti e distaccamenti che, ancorché non aventi qualifica dirigenziale, siano preposti a un comando o a un ufficio avente autonomia gestionale e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa. Bene, quindi una volta che abbiamo individuato il soggetto, bisogna individuare quali sono i poteri che questi soggetti avevano per poter evitare il disastro e gli infortuni che in questo processo sono stati provati. Qui la legge parla di poteri decisionali e di spesa. Sempre dagli atti, signor giudice, che io ho prodotto, è facilissimo verificare che i soldi c'erano, ma i comandanti non li hanno mai messi a disposizione per le bonifiche e per le spese per la sicurezza. Questo, come lei sicuramente avrà notato, è emerso chiaramente dalla testimonianza del responsabile dell'ufficio di prevenzione e protezione, il tenente colonnello Ballarà, che durante la sua audizione a dibattimento così ci ha detto: lei conosce i capitoli di spesa? Ballarà: i capitoli di spesa sì, ma non li gestisco io. Ha mai sentito parlare di capitoli per le bonifiche? Sì, li ho sentiti. Chi li gestisce questi capitoli all'interno del poligono? Il servizio amministrativo è titolare dei capitoli di bilancio e quindi il comandante. L'ultima, come chiude l'esame, riferisce: io so che ho richiesto più volte soldi e finanziamenti per fare le bonifiche e glieli hanno dati questi soldi? No, so che hanno trovato altri sistemi. Comunque, ripeto io, glieli hanno dati questi soldi? No. Li ha chiesti? Sì. Insomma, è sufficiente questa dichiarazione del teste Ballarà per capire che i soldi c'erano, ma non sono stati dati. Non sappiamo che fine hanno fatto questi soldi. Ma è proprio parlando di soldi, signor giudice, che io ho trovato il movente di questo disastro, perché in realtà il problema di tutto sono sempre i soldi. Cioè sempre sono soldi o sentimenti dietro un reato. In questo caso sentimenti nei confronti della nostra terra ce ne sono stati pochi, però soldi ce ne sono stati molti, perché il poligono veniva affittato per 50.000 euro l'ora e tante industrie private di armamenti hanno lucrato su questo poligono. Cioè è sufficiente, come lei sicuramente avrà notato, leggersi la procedura operativa standard, la POS, la numero 1 del 99, la edizione 99, per capire qual era il movente veramente di questo disastro. Allo scopo di ovviare alla situazione derivante della POS e al tempo stesso assicurare il previsto addestramento al personale tecnico qualificato artificiere, è stata ravvisata l'opportunità di procedere all'effettuazione di prove tecniche presso i poligoni delle Forze Armate, nel corso delle quali è possibile
procedere anche agli eventuali smaltimenti, quindi sarebbero stati eccezionali questi smaltimenti. In realtà poi abbiamo visto, signor giudice, a lei non sarà scappato, erano persistenti. Questi smaltimenti avvenivano dal 74 fino al 2010. Si sono interrotti giusto grazie all'intervento della magistratura, a un pubblico ministero che comunque non gli si può negare, è stato coraggioso, ha superato il valico del limite della zona militare e ha voluto vedere dentro cosa c'era e ha fatto bene per noi, ha fatto bene per tutti, perché dal 2010 in poi i brillamenti sono finiti. Quindi, per concludere, è possibile procedere anche all'eventuale smaltimento del munzionamento fuori uso giacente presso i depositi militari. Il passaggio importante a cui mi voglio ricollegare è questo. Tale aspetto consente, tra l'altro, un significativo risparmio economico per la Forza Armata, che altrimenti sarebbe costretta a ricorrere alle ditte civili con evidenti costi aggiuntivi. Le motivazioni, il movente, sono sempre i soldi. Ma non è finito qui, signor giudice. A parte, è necessario dirlo, la difesa deposita il 26 luglio non la procedura operativa del 99 ma quella del 2001, dove quell'inciso che ho letto poc'anzi sparisce, non c'è più. Quindi hanno ritenuto, si sono accorti che probabilmente a distanza di un anno non era il caso di farlo sapere in giro che il movente era quello. Che fosse questo il movente ce lo dice anche Leli. Il generale Leli è colui che era sceso per la prima volta negli anni 90 e aveva verificato se era possibile fare delle sperimentazioni per distruggere i missili Nike ed Hercules. Loro scendono, vanno nei canaloni di Perdas, e questo è tutto documentato, e fanno un esperimento. Vogliono verificare se è possibile che quei canaloni possano contenere le migliaia biglie al tungsteno che contengono questi missili e ovviamente questi missili contengono anche fonti radioattive. Lo dicono sia l'ispettore Secchi sia il suo comandante, il comandante della questura di Nuoro. Bene, cosa dice esattamente il generale Leli? Quando viene sentito, riferisce: dal momento che questo materiale diventa inefficiente, bisogna distruggerlo, metterlo fuori uso. Probabilmente gli alti comandi hanno fatto una constatazione, che farlo distruggere alle ditte costa un certo tot, farlo distruggere al personale qualificato dell'aeronautica militare e dell'esercito costa di meno, perché le ditte non erano qualificate a distruggerlo. Domanda della parte civile. Non ho detto che non erano qualificate, ho detto che probabilmente volevano più soldi. Questo è quello che emerge esattamente dal movente, ovviamente da uno dei moventi, poi ovviamente ci sono moventi principali e moventi secondari. Questo è uno di quelli principali, dove si cerca di risparmiare il massimo sui DPI, sui mezzi di contenimento delle polveri in seguito ai brillamenti. Il Ministero prende atto che il Milan è un missile che ha un contenuto radioattivo rilevante e che anche, nelle riunioni NATO del 98 e del 99 hanno deciso che comunque quel missile aveva un contenuto radioattivo e andava sicuramente normalizzato. Cosa succede esattamente? Ovviamente le nostre forze armate, signor giudice, erano ben capienti di questo missile, perché è stato acquistato negli anni 90, fino al 99 avevamo fatto degli ordini, quindi questi missili dovevano per forza di cose dovevano essere consumati. Quindi ovviamente cosa fanno? Inviano un telegramma chiedendo ad Euromissile: diteci cosa dobbiamo fare, possiamo togliere questa sostanza radioattiva dal missile? Euromissile dice: sì, la potete togliere, basta pagare. Ecco il solito problema, basta pagare. Quindi cosa succede? Il Ministero dice: bene, li facciamo usare lo stesso, basta dotare dei DPI i nostri operatori e siamo a posto. Il Ministero compila l'ordinanza con una serie di prescrizioni infortunistiche indirizzate a tutti i poligoni dove veniva utilizzato il missile Milan, quindi compreso anche il nostro. Questo messaggio non arriva mai al poligono. Il Ministero dice di averlo mandato e di avere le prove. Cosa dice la difesa? L'ordinanza non è arrivata perché? Perché non è arrivata l'ordinanza? Perché
dove erano depositate le ordinanze si è spaccato una crepa nel tetto e di conseguenza non si è potuto consegnare le ordinanze. Questa ordinanza è rimasta lì ferma dal 2005 fino al 2012, 7 anni, perché c'era una crepa sul muro. Questa è la giustificazione che la difesa vorrebbe dare perché i comandanti e i datori di lavoro non sono a conoscenza di questa ordinanza e quindi non potevano applicarla. L'applicazione di questa ordinanza, signor giudice, non è relativa solamente al suo uso contemporaneo, ma anche all'uso precedente, perché nella ordinanza si dice chiaramente che le aree dove questo missile è stato utilizzato devono essere circoscritte e segnalate. Di conseguenza i comandanti, come datori di lavoro, come precauzione, avrebbero dovuto applicare quella norma, cosa che non è stato fatto. Non è stato fatto né nella zona arrivo colpi, dove venivano lanciati i missili Milan, ma neppure dove è stato sperimentato, vidimato, perché anche lei questo lo sa, che al poligono di Perdas la 8 Melara, su licenza della Lenia, ha realizzato il missile Milan nazionale, un progetto che è andato dagli inizi degli anni 90 sino a fine anni 90, dove c'era una struttura per i depositi, dove c'era una slitta per far correre i missili e provarli su barre d'acciaio per verificarne la loro penetrazione. Tutta quest'area veniva individuata, questi sono atti che lei ha. È un'area incredibilmente vasta. Il dottor Fiordalisi, oltre a individuare questa sperimentazione, è riuscito anche a localizzare, e sono stati prodotti, tutte le aziende agricole che orbitavano, addirittura qualcuno era dentro, cioè le aziende erano lì, quindi aziende di pastori, Pinna, Frau, eccetera, eccetera, tutta gente che conviveva con questo sistema. Stiamo parlando degli anni 90, non c'era l'ordinanza, quindi possiamo anche dire, non la conoscevano, però successivamente è stata conosciuta, a detta di Puddu già prima del 2006, a detta di Ballarà nel 2006, a detta nostra molto prima, perché anche su questo argomento qui in udienza abbiamo affrontato con la difesa la problematica delle ricezioni dei messaggi, cioè non si capiva come mai i messaggi che venivano trasmessi dal Ministero, tanti messaggi, nella memoria glieli elenco tutti, con la data, con l'ora di ricezione, l'ora di trasmissione, l'ora di protocollazione, l'ora di smistamento nell'ufficio all'interno del poligono. Normalmente venivano smistati presso l'ufficio di sicurezza, di prevenzione. Quindi ovviamente non possono dire che non erano a conoscenza. C'è un piccolo problema, che questi messaggi vengono emessi nel 2002 e vengono registrati nel 2005. Lascio a lei le deduzioni. Quindi di conseguenza questo argomento per quanto riguarda le prescrizioni che aveva questa ordinanza, le più importanti, che andavano ad incidere sugli operatori, sui pastori, sulle famiglie che potevano, siccome era un poligono aperto, che potevano andare a passeggiare, erano esposti a questi elementi radioattivi, perché mai sono stati bonificati, mai.